Un uomo di 70 anni è morto oggi dopo un violento schianto con lo scooter. Viaggiava verso il giardino pubblico ed ha perso il controllo del mezzo. Oggi giornata conclusiva del 36esimo raduno nazionale dei Fanti, migliaia in piazza per la sfilata e la consegna del sigillo trecentesco. Oggi l'Open Day del porto di Trieste, ultimo sotto il mandato di Zeno D'Agostino, visite a banchine, magazzini e aree di stoccaggio per scoprire le attività del porto. La Pallanuoto Trieste chiude la stagione in A1 all'8° posto, ieri sconfitta alla Bianchi contro il Palermo, standing ovation per coach Bettini alla sua ultima partita. Triestina, stagione finita, arriva il messaggio del presidente Ben Rosenzweig, quest'anno sia stato di esperienza, siamo carichi per la prossima stagione. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione delle 19:30 del telegiornale di Tele4 che si apre con una notizia di cronaca nera e lo apprendiamo e la leggiamo dal sito web della testata Il Piccolo. Si schianta con lo scooter in piazza Volontari Giuliani a Trieste e muore. È successo questo pomeriggio attorno alle 18:30, uno scooterista è deceduto a causa di un incidente mortale avvenuto oggi pomeriggio. La persona di 70 anni, non di 60 come si era preso inizialmente, si è schiantata da sola. L'incidente è avvenuto in piazza Volontari Giuliani a Trieste. I sanitari del 118 hanno tentato in ogni modo di rianimare la vittima, ma invano. Sul posto le pattuglie della polizia locali. Si chiamava Mario Pecorari, 70 anni, pensionato, lavorava all'ex Grandi Motori. Al momento dell'incidente si trovava assieme alla moglie, era con il proprio scooter dietro al marito. La donna, sotto shock, è stata portata all'ospedale di Cattinara, un incidente che non ha coinvolto altre persone. L'uscita di strada con il suo mezzo è stata autonoma, non sono ancora chiare le cause di questa uscita di strada, se sia stato per una distrazione oppure per un malore. Cambiamo pagina, cerimonia conclusiva del 36esimo raduno nazionale dei Fanti, che ha visto una piazza Unità molto affollata questa mattina in occasione della sfilata dei reparti e la consegna del sigillo trecentesco della città. Il nome di Trieste è sempre portato nel mondo dal reggimento con orgoglio, disciplina e onore. Con questa motivazione il sindaco di Trieste consegna al comandante del 66esimo reggimento Fanteria Mobile Trieste, colonnello Massimiliano Spuches, il sigillo trecentesco della città. Con la consegna del sigillo trecentesco della città di Trieste da parte del sindaco di piazza, il capoluogo regionale rende omaggio al corpo dei Fanti nell'occasione del 36esimo raduno nazionale, incominciato venerdì e che vede proprio oggi la sua giornata conclusiva. Benvenuti Fanti d'Italia. Voi non potete comprendere che cosa possa significare osservarvi con questo tricolore che garrisce ed è il segno immenso, è la roccia su cui chi ci è preceduto ha costruito, ricostruito la patria, l'amata patria italiana. Viva l'Arma di Fanteria, viva la città di Trieste, viva l'Italia! Circa 10.000 presenze a Trieste per l'occasione, oggi baciata da uno splendido sole accompagnato da un vento rinfrescante che ha permesso uno svolgimento gradevole della cerimonia, che nella sua scaletta ha messo in luce diversi reparti, i gonfaloni, i medaglieri dei Fanti e dei bersaglieri, ha fatto sì che le due grandi bandiere di Trieste e dell'Italia sventolassero fiere in bella mostra davanti alle migliaia di persone che si sono raccolte in centro. Voi siete i rappresentanti dell'Italia che amo, voi siete veramente l'Italia. Bravi, complimenti, grazie di essere qui.
Per le immagini aeree con il drone si ringrazia il Comune di Trieste che ce le ha fornite. Cambiamo argomento, sono molteplici gli interventi che il Comune di Trieste sta predisponendo sia a titolo di gare d'appalto che di esecuzione dei lavori riguardo agli impianti sportivi della città. L'assessore con la delega in materia Elisa Lodi ha parlato con noi facendo il punto degli interventi, molti dei quali prossimi a partire in servizio. Anello dello stadio Grezzar, il progetto di fattibilità del Ferrini a Ponziana, ma anche le palestre di San Giovanni e la concessione del palazzetto di via Boegan, che è da tempo non utilizzato e per cui il Comune sta lavorando per un suo rilancio, al netto di necessari interventi di manutenzione obbligatori. Questo e altro nell'agenda dei lavori o dei progetti dell'assessore allo sport e gestione degli impianti sportivi Elisa Lodi. Abbiamo in consegna proprio in queste giornate i 2 progetti di fattibilità che riguardano il nuovo anello dello stadio Grezzar, quindi la riqualificazione dell'anello e quindi per l'attività di atletica, e la consegna anche del progetto di fattibilità del Ferrini, primo lotto, campo e spogliatoi, che ci permetterà quindi di andare avanti con l'ulteriore fase di progettazione e quindi la gara. Adesso a giugno partirà il cantiere della polisportiva, le nuove palestre di San Giovanni. L'impresa sta chiedendo l'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico su Viale Sanzio, quindi si sta attivando e a giugno avremo l'avvio di questo cantiere. Abbiamo poi fatto una gara per la concessione del palazzetto di via Boegan, la gara è finita, ci sono delle manifestazioni di interesse, adesso è tutto in fase istruttoria e seguito dagli uffici tecnici che stanno valutando queste manifestazioni di interesse. Metà giugno c'è la consegna di un cantiere importante per quanto riguarda invece ambiente calcistico, che è il campo A9 di Borgo San Sergio. Abbiamo sospeso i lavori durante l'inverno perché avevamo necessità di mantenere comunque l'affluenza dei giovani in campo e quindi non avevamo campi sostitutivi. Ora a giugno, terminati i campionati, si parte con i lavori anche di rifacimento del manto erboso. Aggiornamento anche su via Frausini, la contestata scelta da parte di alcuni comitati di far sorgere al posto dell'ex Pavano un impianto sportivo. Abbiamo poi via Frausin, dove è terminata l'indagine bellica e quindi attendiamo le risultanze, le verifiche poi da parte della sovrintendenza per quanto riguarda il pozzo. Infine Lodi ha preso in carico un'annosa questione, quella dell'accesso del pubblico nelle palestre municipali. Stiamo lavorando anche per poter permettere di accedere al pubblico alle palestre, quindi laddove è possibile abbiamo incaricato un tecnico che ci permetta di valutare se è possibile e con che interventi aprire il pubblico. Abbiamo aperto al pubblico la Cobolli, ricordo, e recentemente la Morpurgo. L'opposizione comunale non molla alla presa sulla presunta privatizzazione del settore educativo per il futuro asilo di Roiano. La lista Russo.Franco, affiancando la protesta dei sindacati, ha già annunciato che si muoverà già domani in Consiglio Comunale per portare la Giunta a un ripensamento. In concomitanza alle 17:30 sotto il municipio ci sarà un presidio di cittadini ed educatori proprio in contestazione con questa scelta. Non solo i sindacati che venerdì si sono mobilitati per dire no all'affidamento al privato dei servizi didattici dell'asilo di Roiano, ma anche la politica comunale d'opposizione non molla la presa riguardo l'argomento. La lista Russo.Franco guarda a questa situazione con preoccupazione, anche perché è intesa come una mossa che poi aprirà la strada ad altri affidamenti, avendo creato un precedente. Non si mettono in dubbio le professionalità che andranno ad operare. Ciò che viene contestato dalla lista Russo è il fatto che tale scelta non sia stata condivisa con i sindacati, anche, se non soprattutto, a fronte di una disponibilità economica che l'opposizione ritiene debba essere investita su un servizio pubblico di qualità senza guardare al risparmio a tutti i costi. Ma quello che sta accadendo per il nido di Roiano è vergognoso ed è vergognoso per varie ragioni. La prima è che stiamo mettendo nelle mani del privato una struttura che è costata milioni ai cittadini e che i cittadini aspettano da molti anni. La seconda è che lo stiamo facendo con una delibera che già mette i presupposti per fare la stessa operazione anche su un altro asilo che è quello di San Giovanni. Una delibera che non è stata condivisa, non è stata preannunciata ai sindacati, su cui non c'è alcuna progettualità, visto che l'apertura di questo asilo è stata annunciata da anni e solo adesso ci viene detto che di fatto vogliono esternalizzare i servizi educativi. Non crediamo sia un problema di bilancio, la responsabilità è politica.
Calci, pugni e bottigliate fra due uomini nella giornata di ieri mattina, sabato 25 maggio, tra l'atrio dell'ingresso principale della stazione ferroviaria e via Flavio Gioia. Si tratta di due stranieri, un ucraino e un africano. I due, apparentemente per futili motivi, si sono picchiati con pugni e calci prima di brandire alcune bottiglie e ferirsi con i cocci di vetro. Ad intervenire per primi sono stati gli agenti della polizia ferroviaria. L'ucraino, che riportava le ferite più gravi, è stato medicato dall'ambulanza del 118 e portato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara per accertamenti. Non sarebbe in gravi condizioni. L'africano è stato denunciato, dovrà rispondere di lesioni. Nuove regole e maggiori tutele per i poliziotti. Il sindacato autonomo di polizia ha rilevato le difficoltà emergenti causate dal numero preoccupante di atti di delinquenza a Trieste, in particolare da parte dei minorenni. Sentiamo il segretario provinciale del SAP, Lorenzo Tamaro. Lo diciamo da un po' di tempo che è chiaro la carenza d'organico è molto evidente nelle forze di polizia, però è anche evidente la difficoltà che c'è nell'operare in strada. Abbiamo avuto degli episodi gravissimi qua a Trieste come l'accoltellamento del marocchino oppure quella signora che è stata colpita da un pugno. Per un puro miracolo non sono morti e si è risolto tutto con una denuncia a piede libero. Questo non è possibile, non è il messaggio giusto che stiamo dando anche ai criminali. Bisogna sicuramente intervenire su una legislazione diversa, dare quindi uno strumento normativo alle forze di polizia per poter essere incisive in quello che è un lavoro che dà i suoi frutti, perché i risultati ci sono sotto il punto di vista appunto delle forze dell'ordine. I dati purtroppo dicono che ogni 3 ore c'è un poliziotto ferito in Italia, ovviamente, e quindi sono dati veramente molto allarmanti. Spiace proprio che una città come Trieste, dove è successo un fatto così grave come quello appunto dell'uccisione di 2 poliziotti, abbia insegnato poco. Alla scoperta delle attività all'interno del porto di Trieste, oggi si è svolto l'Open Day dello scalo Giuliano con 6 tappe che hanno dato modo ai visitatori di poter dare uno sguardo e fare una panoramica di ciò che accade ogni giorno all'interno del porto. Dai magazzini alle navi, passando fra banchine e piazzali, gru e container, le attività che si svolgono quotidianamente nel porto di Trieste sono state spiegate e illustrate nella piena operatività durante l'Open Day odierno del porto. Nelle 6 tappe organizzate dall'autorità portuale, partenza Torre dell'Oid, poi direzione area Cantieri Servola, la piattaforma logistica, Molo Settimo, Trieste Marine Terminal, Pacorini Silocaf, Summer Sea Sports e Terminal Molo Quinto e ritorno alla base, sono state spiegate le attività di carico e scarico delle navi, le rotte dei treni merci, si sono visti sacchi e sacchi di caffè, i nuovi cantieri in costruzione. È stato un modo per conoscere meglio quali e quante sono le professioni che lavorano dentro il porto, ed è stata anche l'ultima giornata di porte aperte nello scalo Giuliano del presidente Zeno D'Agostino, che ne ha tratto un bilancio molto positivo. Purtroppo ci eravamo dimenticati di quanto bello fosse l'Open Day. È un'iniziativa, devo dire, entusiasmante, perché vedo i cittadini, i partecipanti che chiaramente scoprono delle cose che magari per chi lavora in porto sono normalità, ma per loro non lo sono, quindi c'è un entusiasmo molto forte da parte di chi partecipa. Poi devo dire che c'è anche un grande entusiasmo, probabilmente perché era dal 2019 che non lo facevamo più, anche da parte della comunità portuale, i singoli soggetti che sono coinvolti, Porto Trieste Servizi, i terminalisti, tutte le forze dell'ordine che ci stanno dando una mano, l'autorità portuale, per cui insomma da questo punto di vista c'è un entusiasmo e insomma chiaro che io tra un po' non decido più nulla, però sicuramente sarà un'iniziativa che dovrà essere ripetuta, perché aiuta il dialogo tra la città e il porto, e il dialogo tra la città e il porto è la cosa in questo momento più importante per chi deve sviluppare strategie qui dentro. Siamo allo sport, si è chiusa all'8° posto la stagione nella Serie 1 maschile della Pallanuoto Trieste, che ieri ha perso contro il Tellimal Palermo alla Bruno Bianchi. È stata anche l'ultima partita dell'allenatore della squadra triestina Daniele Bettini.
La pallanuoto Trieste ha chiuso il suo campionato in 8ª posizione. Anche gara 2 playoff, 7° posto del campionato di A1, ha visto prevalere la Telimar Palermo sulla squadra alabardata con il risultato di 16-12 per i siciliani che alla Bianchi hanno chiuso la serie sul 2-0. Ultima panchina triestina per l'allenatore Daniele Bettini, che si congeda dopo aver conquistato un 3° posto in regular season e una semifinale scudetto nel 2022 più una semifinale di Eurocup nel 2023. Sabato avvio a ritmi subito alti, gli ospiti aprono le marcature con Locascio e allungano con una doppietta di Vitale. Trieste accorcia con mezza roba con l'uomo in più. Hooper per Palermo insacca in superiorità. Per Trieste risponde Marziali. Una deliziosa colomba di mezza roba fissa il risultato sul 3-4 alla fine del primo periodo. Nella seconda frazione Palermo prova la fuga. Occhione firma il 3-5. Dasic replica subito per il 4-5. Hooper e una doppietta di Marini valgono il più 4 Telimar. Punti ad altalena con Giorgetti e Lodico che rispondono a Podgornik e Petronio. Mladosic colpisce dalla distanza per il 7-10 di metà match. Nel terzo periodo c'è Caruso tra i pali. Petronio accorcia con un fulmine da posizione defilata. Poi il Telimar si porta sull'8-13 con Hooper e Giorgetti. Petronio non ne vuole sapere di arrendersi e firma il 9-13, ma Occhione ristabilisce il più 5 ospite, 9-14 a 8 minuti dalla fine. Nel quarto periodo i ritmi si abbassano. Palermo gestisce il vantaggio, Trieste si appella alle ultime forze. Dopo il tappin di Bini vanno in gol il solito Hooper, Podgornik e Marziali per il definitivo 12-16 della Sirena, non prima del lungo e meritato applauso della Bruno Bianchi a coach Daniele Bettini. Il congedo è stato un piacere, siamo stati bene, è durato tanto, è stato un percorso lungo di tanti bellissimi momenti e adesso forza Pallanuoto Trieste. Il centro della pallacanestro Trieste, Francesco Candussi, al termine della sfida playoff vinta in casa contro Forlì, ha analizzato gli ultimi 6 mesi della sua squadra, parlando del grande sforzo di adattamento in virtù dell'assenza di Reyes. Sentiamolo. Vorrei fare un commento su come ho vissuto gli ultimi 6 mesi, perché dopo che abbiamo iniziato con la squadra benissimo, secondo me, la giovane andata, l'infortunio di Justin ha cambiato molto a livello di dinamiche e di risultati soprattutto, perché sappiamo il valore di Justin Reyes e il peso che lui ha in questa squadra. E abbiamo fatto, come giustamente ha detto Michael, abbiamo seguito un processo. Anche quando sono fioccate le critiche, abbiamo avuto delle critiche anche aspre, quasi fastidiose, la squadra è sempre rimasta sul pezzo, ha sempre avuto in questo processo. Quindi secondo me questa vittoria di questa serie, ma anche quella prima, è la dimostrazione che il processo e il lavoro alla fine dei conti, cioè alla fine della fiera paga. Non abbiamo ancora fatto niente, giustamente Mike dice abbiamo ancora 3 partite, però l'adattamento tecnico e mentale che abbiamo avuto in questi mesi senza Justin, passando attraverso momenti difficili, anche difficili dal punto di vista emotivo, emozionale, perché essere criticati è sempre complicato, difficile, perché poi la critica può essere una volta costruttiva, una volta si esagera qualche volta si è anche esagerato tante volte, almeno per come l'abbiamo vissuta noi giocatori, anche perché noi non è che saremmo andati in campo senza voglia di dimostrare di vincere. Abbiamo patito un cambiamento e i cambiamenti sono sempre complicati. La squadra mi ha chiesto e ha chiesto anche a Justin di cambiare ruolo. È rientrato, gioca da esterno, io gioco da 4 insieme a Giovanni e secondo me questo è il nostro valore aggiunto. Però per arrivare qua abbiamo avuto dei mesi molto complicati. Parliamo ora della Triestina perché la stagione è finita ed è arrivato il messaggio del presidente Benjamin Rosenzweig. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa prima stagione indimenticabile a Trieste. Sono particolarmente grato a tifosi nostri fedeli che sono stati incredibilmente di supporto durante la nostra crescita iniziale, nonostante le difficoltà dovute alla lunga assenza del nostro stadio Rocco. Quella situazione è stata estremamente impegnativa anche per tutti i giocatori. Non ho mai visto una situazione in cui una squadra ha dovuto giocare 33 partite su 34 fuori casa. Un 4° posto in queste circostanze è lodevole, ha detto Rosenzweig. Siamo molto orgogliosi dei progressi che abbiamo fatto come società, sia in campo che fuori, in meno di un anno, e allo stesso tempo
Siamo delusi di non aver raggiunto i nostri obiettivi sportivi nonostante il raggiungimento dei play-off. La Serie B è sempre stata nel nostro mirino e basandoci sulle capacità dei giocatori, quando hanno dato il massimo delle loro capacità ci abbiamo creduto fino alla fine. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta questa stagione, ma la useremo come motivazione per spingerci ancora più avanti. L'anno prossimo avremo il vantaggio, prosegue Rosenzweig, dell'esperienza acquisita in questa stagione e mi aspetto un continuo miglioramento dentro e fuori dal campo. Quando sarò a Trieste non vedo l'ora di riconnettermi con tutti i nostri tifosi, è importante per me ascoltare direttamente i nostri supporter e per loro ascoltare direttamente me. Siamo solo all'inizio, conclude Rosenzweig, sono venuto a Trieste perché questa città ha tutto ciò che serve per competere ai massimi livelli, ora sta a noi costruire la squadra per portarci lì, credo veramente che siamo nella posizione ideale per raggiungere i nostri obiettivi. Questo ha detto il presidente della Triestina in un lungo comunicato che è stato diramato quest'oggi, e con le parole del presidente della Triestina noi concludiamo il nostro telegiornale. L'appuntamento con l'edizione delle notizie a domani alle 13:20, domani mattina a partire dalle 7 l'appuntamento invece con Sveglia Trieste. Buona serata.